Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Valeria Angione e ho comprato casa da poco. Sì, grazie. Sì, diciamo che non è una cosa eccezionale, cioè sì, in realtà lo è, quindi grazie dell'applauso. Cioè, di solito c'è questo mito del fatto che uno deve comprare casa, no? E quindi bravo che hai comprato casa, bravissimo, perché c'è questo mito dell'indipendenza, no? Il fatto che devi dipendere solo da te stesso, non devi dipendere da nessuno. Brava, hai comprato casa, Valeria, complimenti. È una fregatura. Te la sanno vendere bene. Sì, perché tu da un tratto, no? Da che il tuo unico pensiero la mattina a colazione era quello di scegliere se mangiare gocciole o pandistelle, ti devi occupare di cose tipo scegliere il battiscopa. Scegliere? Perché ce ne sono vari tipi di battiscopa. Devi fare cose tipo la voltura per avere l'elettricità. Io fino a questo momento gli unici volturi che conoscevo erano quelli di Twilight. Sì. Sì, ecco. È bello andare a vivere da soli, sì. Hai queste grandi aspettative, perché dici io avrò una cucina tutta mia, cucinerò tutti i giorni, piatti sani, genuini. Certo. Tra queste aspettative e la realtà non lo sai che c'è di mezzo lei, la spesa. Scopri inevitabilmente che la spesa la devi fare tu, tutti i giorni. Quello che va a vivere da solo lo riconosci subito. Lo vedi in questo grande supermercato, con questo carrello gigante, vuoto. Come il suo sguardo. Lui vaga tra i corridoi, non sa chi è, non sa bene dove si trova, non sa cosa comprare. Lui ha anche una lista della spesa, ma non la guarda. Non sa bene dov'è. Alla fine sai cosa compra? Un pacco di pasta, un barattolino di pesto, 4 buste di insalata che, guarda, se c'è una cosa sicura, nessuno mangerà quell'insalata. E 4 buste di patatine. Poi una bottiglia d'acqua. Singola. Perché lui non lo sa. Non lo sa che dovrà pensare alla colazione, al pranzo, alla cena del giorno dopo. È un ottimista. Lui spera sempre che verrà qualcuno a cucinare i pasti al posto suo, cosa che ovviamente non avverrà. Nelle tue aspettative, quando vai a vivere da solo, puoi fare la doccia quando vuoi e come vuoi tu. Non lo sai che poi quella doccia la devi pulire tu? E devi togliere tu i capelli dalla doccia? La verità, l'indipendenza fa schifo. Guardate per esempio l'Inghilterra, no? Da quando c'è stata la Brexit se la passa malissimo. Guardate per esempio Harry, il principe d'Inghilterra. Da quando è andato via di casa si vede che vorrebbe tornare, se la passa malissimo. Bello andare a vivere da soli. È stata un'esperienza unica, ma non è colpa nostra. Ci vogliono far credere che siamo degli sfaticati. La colpa è delle serie TV. Sì, con queste trentenni autonome che vivono in queste case megacosmiche al centro della città, che quando tornano a casa stressate si aprono una bottiglia di vino, ascoltando musica jazz. E per anni questa è stata la nostra figura di trentenne autonoma. Ma chi è che si beve il vino quando torna a casa? Chi è che ascolta musica jazz quando torna a casa? Poi hanno tutte queste case autopulenti, questi frigo autoriempienti, le camicie autostiranti. Noi abbiamo brevettato il se stendi bene non serve stirare. Ecco, grazie. Comunque veramente, a parte scherzi, bello l'indipendenza, bello vivere a casa da soli, comunque è una grande responsabilità essere maturi, responsabili. Mamma, ti prego, riaccoglimi a casa. Ti pulisco pure gli stipiti di battiscopa, mamma, ti prego, riaccoglimi a casa.